Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano, dove, come avete visto dal titolo, oggi parleremo di nuovo di sigilli. Ma prima di iniziare questo piccolo excursus, cioè praticamente io ho già fatto delle pillole sui sigilli, vi vorrei chiedere di iscrivervi nel canale di Ildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche di Telegram, dove al lunedì sera teniamo un percorso esoterico, il Ildegarda Marietto Veneziano. Bene cari amici, parliamo un po' di questi sigilli, perché in questi giorni delle mie amicizie che si vede che non hanno visto le pillole del Marietto sui sigilli e non si sono più ricordati, oppure non le hanno mai viste. È una cosa molto importante la questione sigilli, perché noi abbiamo una tradizione, la tradizione occidentale è ricca di queste cose. Infatti tutti i grandi maghi esoteristi da Salomone in avanti hanno usato questo tipo di meccanismo esoterico, questa traccia, questo, come si suol dire, questo simbolismo esoterico per difendere e proteggere faraoni, imperatori, re, principi, duchi, marchesi, insomma tutta quella casta che in un certo senso nei tempi passati poteva permettersi questo tipo di conoscenza e questo tipo di protezione. Oggigiorno noi viviamo in un'era in cui tutti con poche centinaia di euro si possono acquistare dei sigilli, e i più, non diciamo i più astuti, ma i più saggi, chiaramente si fanno fare i sigilli da esoteristi di primo piano e di prima qualità. Chiaramente gli altri, o per risparmiare o perché non hanno capito il valore reale del sigillo, cercano di, in un certo senso, non dico risparmiare, ma di perdere tempo. Perché questo? Perché c'è una mancanza di conoscenza sulla materia, e quindi si pensa che praticamente il disegno in sé è il sigillo, e invece la questione è un po' differente. No? Il disegno in sé dovrebbe rappresentare il contenuto su cui è messo la forza ad esempio planetaria, oppure la forza di un genio. Ma questo non sta nel disegno, sta nella bravura dell'esoterista, del mago, dell'operatore esoterico, che con la sua conoscenza e la sua qualità animica ha preso queste forze dal cosmo, dall'universo, chiamatelo poi come volete, e le ha impresse dentro questo simbolo, questo segno, no? Che noi chiamiamo per convenzione sigillo, ma potrebbe essere anche un talismano, potrebbe avere qualsiasi tipo di forma, potrebbe avere la forma di un portachiave, la forma di qualsiasi cosa che voi volete. Per convenzione il vostro Marietto veneziano ha sempre promosso i sigilli planetari o i sigilli fatti per i geni, no? Perché vengono da una lunghissima tradizione salomonica e sono chiaramente potentissimi. Però ce ne sono tantissimi altri, ci sono dei sigilli che vengono dall'Oriente e che hanno le loro peculiarità, le loro caratteristiche. Comunque sta nella bravura dell'esoterista, nel mago, di imprimere dentro questa forma, questo disegno, queste forze, e poi consacrarle al cliente che le comanda, cioè che le paga. Però cosa succede? Dal momento, e questo è molto importante, dal momento che il sigillo viene consacrato, se l'esoterista o il mago operatore, diciamo che è in Cina e voi siete negli Stati Uniti, anche se non ce l'ha in mano il sigillo opera come si suol dire, l'operazione per la forza che si è richiesta. Ma il sigillo in sé non è che fa tutto. Ad esempio, se una persona ha bisogno di fortuna, si cerca un sigillo, ad esempio planetario, che copra come un abito quei buchi energetici che mancano nella persona per la fortuna, ad esempio, perché ogni persona quando nasce è sotto degli influssi planetari. E quindi ci sono dei buchi, dei manchi energetici, perché nessuno nasce perfetto.
e di conseguenza poi i buchi planetari energetici praticamente sono dinamici e nella vita magari possono aumentare, ad esempio per la fortuna. È solamente un esempio didattico. E quindi col sigillo planetario, ad esempio per la fortuna, si cerca di plasmare e di richiudere quella mancanza. Quindi praticamente si va a ricucire o a rigenerare un corpo sottile su quella persona. Perché dico questo? Perché nei giorni scorsi mi ha contattato una mia amicizia che mi segue sul tubo e questo ne sono contento, però si vedeva che aveva mancanza di conoscenza. Lei voleva praticamente mettere un disegno dentro un circuito emettitore pensando che questo disegno che rappresentava un sigillo potesse mandare le forze di quel sigillo a quella persona lì. Ma questo non funziona così, perché semplicemente rimarrebbe un disegno vuoto, al massimo avrebbe potuto mandare l'egregore. Però qui entra in campo anche un'altra cosa. Se voi un sigillo, e dico già di sigilli fatti da operatori, non gli mettete delle chiavi di sicurezza, questi sigilli se vengono rotti o persi o rubati, prima di tutto se vengono rotti possono creare un karma negativo e quindi voi uccidete delle entità, sempre che vengono fatti, attivati e consacrati. Quindi voi dovete capire che è anche una cosa non pericolosa, ma diciamo bisogna farli bene. Se poi invece volete usare dei pezzi di carta che comprate su il web e pensate che siano consacrati, capite che consacrare un sigillo ci vogliono almeno 3 ore, fatto da un operatore che magari ha 30 anni di esperienza di questo tipo, e quindi capirete anche voi che la cosa diventa un po' difficile. Quindi se voi comprate qualsiasi cosa sul web pensando che quel disegno rappresenti veramente le forze planetarie, cioè magari a livello fisico lo rappresenta, ma non a livello animico, e dentro il sigillo non ci sono queste forze. Quindi è una perdita di tempo, di soldi, e forse anche è una grande illusione e non porterà mai benefici che in realtà ha un sigillo fatto a regola d'arte. Poi è chiaro che i sigilli ogni operatore li vende secondo le proprie competenze, capacità e quant'altro. Chiaro che poi ci sono anche degli operatori un po' farlocchi, un po' birichini, come li chiamo io, che in realtà non hanno nessun tipo di competenza, ma hanno un grandissimo tipo di marketing. Si sanno vendere bene, ma purtroppo alla distanza queste persone cadranno nella buca che hanno costruito loro. Bene, cari amici, ho finito qui. È chiaro, un piccolo escurso sui sigilli perché mi sono reso conto che non sono stato chiaro, non sono stato seguito nelle altre pillole. Vi dico solamente di stare attenti perché, come ho già raccontato un'altra pillola, anni fa mi ha contattato una dottoressa, che chiaramente non mi ricordo il nome, che purtroppo aveva rotto un sigillo fatto da una sua sorella a squadra e compasso, e da quel momento lì nella sua vita era capitato di tutto e di più, infatti stava morendo praticamente, e lei dava la colpa nel momento in cui aveva rotto il sigillo. Questo perché? Perché molte volte quando certi operatori fanno dei sigilli non mettono delle chiavi di sicurezza, e queste chiavi di sicurezza servono appunto quando il sigillo viene rubato o rotto, che praticamente si devono disinnescare, se no appunto creano un karma negativo. Questo era solamente per dirvi che se un sigillo è fatto bene ha anche i suoi vantaggi, ma pure gli svantaggi se non è fatto bene, porta un karma negativo, di conseguenza chi fa certi errori poi, e l'errore è anche consistere nel comprare il sigillo dall'operatore magico sbagliato. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi saluta e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!